3, 2, 1, fuoco! Un lampo di luce, la terra che si gonfia come una bolla che poi scoppia, una nuvola di fuoco e poi il fumo dal cratere. Finisce così il Bomba Day, con un'esplosione calcolata, prevista, organizzata. Siamo ad Alonte, nella cava scelta per concludere l'ultima fase dell'operazione, iniziata ieri con l'evacuazione di 3.000 vicentini dal centro storico. Un esodo terminato alle 4 di ieri pomeriggio, quando l'ordigno inglese della Seconda Guerra Mondiale è stato disattivato dai militari dell'esercito italiano in forza all'8° Reggimento Genio Guastatori Folgore. Da Campo Marzo, a 150 metri di distanza, gli artificieri hanno comandato da remoto 2 robot in un'operazione chirurgica. Dopo aver tagliato con un bisturi d'acqua ad altissima pressione la bomba, hanno sfilato la spoletta. Una camicia di sicurezza blindava l'ordigno e questo ha permesso di ridurre a soli 450 metri il raggio di evacuazione che altrimenti sarebbe stato molto più ampio e avrebbe coinvolto molti più cittadini. Insomma, un'operazione di altissimo livello, unica in Italia. Il colonnello dei guastatori dei paracadutisti ha spiegato che la tecnica è stata utilizzata per la prima volta, quindi con questo fascio d'acqua che ha tagliato di fatto la bomba, mettendola poi in sicurezza con l'estrazione appunto della spoletta e con il brillamento anche della stessa spoletta in loco che è stata fatta esplodere e poi la bomba trasportata su un camion e spedita nella cava di Alonte dove è stata fatta brillare. Il Bomba Day ha coinvolto 500 tra operatori e volontari e 25 enti. Il comune ha curato in particolare l'informazione ai cittadini da evacuare, il controllo dei varchi, la gestione dei centri di accoglienza, sostenendo una spesa che ammonta a circa 50.000 euro. Questo bombardiere rimarrà nella storia in particolare per un motivo: 3 sole settimane per organizzare tutto nei minimi dettagli. Un grandissimo risultato anche figlio di innovazione, tantissime soluzioni tecnologiche e organizzative innovative. Un grande risultato e un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile. Oggi dunque in una cava di Alonte l'operazione si è conclusa. La bomba è stata riposta in una buca profonda 5 metri e coperta di altri 4 metri di terra. A mezzogiorno in punto l'ordigno è stato fatto brillare. 3, 2, 1, fuoco!